Bloccata una rete criminale e arrestati in flagranza 8 cittadini cinesi per traffico di stupefacenti. È il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale di Padova contro la criminalità organizzata di matrice cinese. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, ha portato anche alla denuncia di altri 24 soggetti per reati che includono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, soggiorno illegale, detenzione abusiva di armi e gestione del gioco d'azzardo. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto inoltre il sequestro preventivo di una bisca clandestina nel centro cittadino. Abbiamo sequestrato quasi 3 kg di sostanze stupefacenti, prevalentemente metanfetamine, che venivano ritirate in provincia di Prato per essere spacciate a Padova, oltre che nelle province di Verona e Milano. Inoltre è emerso un canale di approvvigionamento dalla Spagna, in particolare da Madrid, attraverso l'invio di pacchi postali che siamo riusciti a intercettare. Le indagini sono partite da controlli sul territorio nelle zone della stazione ferroviaria, dell'Arcella e della Stanga, estendendosi poi anche ai comuni tra cui Cadoneghe, Vigonza, Saunara, Piove di Sacco e Terrassa Padovana. L'attività investigativa si è poi allargata anche ad altre province, tra cui Venezia, Vicenza, Treviso, Rovigo, oltre a Milano, Modena e Prato. È stato importante pedinare gli indagati avvalendoci di vari strumenti di natura tecnica fino a comprendere la natura delle loro frequentazioni, ed è stato qui che abbiamo accertato il loro riunirsi in locali notturni padovani, ristoranti, in una bisca clandestina che è stata poi sottoposta a sequestro finanche presso il Casinò di Venezia. In alcuni casi gli indagati si presentavano agli incontri armati anche con proiettili per intimidire interlocutori o rivali. L'operazione ha quindi permesso di interrompere un sistema illecito radicato e diffuso su più territori.